Sicuramente una poltrona difficile quella del Veneto, perché è una regione d'eccellenza che però chiede risultati. Lavoratori e imprese chiedono risultati in un momento di crisi, in un momento di tagli, in un momento difficile. Beh, innanzitutto mi permetta di dire che abbiamo ben chiaro lo stato di salute del paziente e possiamo anche dire che tra la ventina di pazienti nazionali e delle regioni, ad esempio, varrebbe la pena di ricordare i veneti, sarà pure un caso, stiamo governando noi, la regione del Veneto è quella che ha il tasso di disoccupazione più basso in Italia. Abbiamo il 6,7% contro quelli che ci seguono a ruota, che ad esempio l'Emilia Romagna 7,2 e la media nazionale del 13,4. Perché le dico questo? Perché vuol dire che in questi 5 anni qualcosa si è fatto. In questi anni 14.000 aziende hanno avuto 1,5 miliardi di euro dalla nostra finanziaria regionale. Abbiamo investito su molti fronti, su quello dell'imprenditoria femminile 13 milioni di euro, dell'imprenditoria giovanile 12 milioni di euro, sto parlando dell'ultima annualità e dei bandi. Abbiamo addirittura, i veneti debbono saperlo, un progetto che si chiama Garanzia Giovani con 71 milioni di euro che prevede, e ci sono 21.000 ragazzi iscritti e l'età massima è 29 anni, che essendo iscritti a questo progetto, Garanzia Giovani, cercatelo, hanno diritto ad avere entro 4 mesi un'occupazione o comunque l'introduzione in un contesto lavorativo. Noi eroghiamo su 75 ospedali 80 milioni di prestazioni, 2 milioni di accessi pronto soccorso. La verità è che il governo Renzi riconosce al Veneto che è la prima regione d'Italia per qualità. Allora voi avete sentito che si dice ma non è vero perché la regione del Veneto passa dal primo al quinto posto nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza. È assolutamente vero, sono un bel po' di parametri che si analizzano, sono circa 90 parametri, noi scendiamo dal primo al quinto posto solo in un parametro che è quello delle vaccinazioni e c'è un motivo. In Veneto c'è una legge di civiltà che non impone più l'obbligatorietà delle vaccinazioni. Quando il governo, il Ministero della Salute ci misura sui valori dell'EA per le vaccinazioni, dice i veneti sono al quinto posto, non sono tra i primi, ma questo è normale. Da noi solo l'80% dei bambini neonati viene vaccinato, il 20% no. Nonostante questo, nonostante sia stata la prima regione in Italia a fare la non obbligatorietà per il vaccino, siamo ancora al quinto posto. Vuol dire che ce ne sono altri 15 che nonostante sia obbligatorio non riescono a garantire la vaccinazione ai loro cittadini. Questo è quello che sta accadendo. Quindi noi abbiamo una sanità che è numero 1. Se qualcuno ha dubbi o gli fa schifo la sanità del Veneto, vada a curarsi fuori dal Veneto.